Bienvenue, c'est Ecampacu et c'est chaque jour sur notre page Facebook France Bleu RCFM, un village, une micro-région à l'honneur chaque semaine. Et cette semaine, nous avons choisi le village de Pigne en Balagne, un village chargé d'histoire, vous le savez, patrimoine très important, culture également très présente tout au long de l'année, grâce à un outil exceptionnel, le Centre culturel Le Bodge. Et nous allons en parler tout de suite avec son directeur artistique, Jérôme Casalonga. France Bleu, RCFM. Allora, qui ci troviamo a Casa Musicale. A Casa Musicale c'è sul luogo, su casamento, vecchia casa di famiglia, è stato fatto uno dei primi lavori da coglio di artisti e dunque questi tanto tempi fa si facevano sempre, ma assai di più concerti, conferenze e ricerche e il luogo d'accoglio degli artisti che vengono in residenza al centro oggi. Allora, oggi è un centro nazionale di creazione musicale oggi, ha principiato di radio sul lavoro con l'associo oggi del comune che dopo è diventato un centro oggi e dopo è diventato centro nazionale oggi. Dunque è un luogo, è un associo che lavora nella creazione musicale, a ricerca e a diffusione di noi, perché dopo il 2000 è stato fatto l'auditorium di Pigna e quindi c'è una sala magnifica, acustica, dell'usibolino registrati, uno studio di registramento, una produzione di musica e di film e tutto questo per lo scopo è di dare i mesi all'artista di fare la sua creazione nelle più buone condizioni. Un lavoro alla nada, il centro è sempre aperto alla nada, le produzioni sono fatte alla nada e dunque c'è la stagione di concerti principia dai primi d'ottobre. E i concerti sarebbero tre concerti a settimana. Dopo passiamo dai principi ai primi d'aprile fino al 30 ottobre, e dopo di novembre, dicembre, gennaio e di febbraio in noi, siamo piuttosto a un avvenimento a settimana. In più di questo, dunque facciamo più di 150 concerti all'anno. In più di questo c'è un festival che d'abitudine è di luglio, a mesi luglio, dal 15 al 20 luglio, e quest'anno, come non ho vissuto farlo, sarà di dicembre, dal 17 al 20 dicembre. La bene è di continuare a lavorare per la creazione musicale, disseminare di noi, di fare che altri luoghi così possano esistere, in Corsica soprattutto, e di noi del mondo, di partecipare a una rete di centri di creazione musicale. Ne abbiamo parte già, in Francia c'è l'associo di centri nazionali di creazione musicale, c'è uno a Parigi, uno a Nizza, Marseille, Albi, Reims e ce n'è uno a Piglia. Dunque c'è una qualità, c'è una riconoscenza per noi, per tutto questo lavoro che è stato fatto, di generazione non sa me di radio, e spero che le generazioni dopo noi continueranno. Et demain, c'est une restauratrice qui sera avec nous, une jeune restauratrice, c'est Livia Maria Bellagamba que nous retrouverons dans son restaurant a Gantina di Amoresca, a domani sempre in Pigna, nanta nostra pagina Facebook, France Bleu RCFM, per Ecampacu. A ringraziare a tutti. France Bleu,